300 piani ragazzi. Corsia 1 per corsia 2 per Vera Boschini, corsia 3 per Alessia Leiva Costanzi, corsia 4 per Alessia Lorandini, corsia 5 per Cecilia Micheli e corsia 6 per Caterina Ceresi. Ed è Alessia Leiva Costanzi che battaglia con Caterina Ceresi, quindi Alessia Leiva Costanzi e seconda piazza per Caterina Ceresi. Il GS Trilacon 4 e corsia 6 per Emilia Riccardi dell'Atletica Trento. Va a vincere Sara Panzera del GS Trilacum 4 con ampio margine di vantaggio su Jessica Brugna, ed in sesta corsia Emilia Riccardi. Intanto diamo la terza serie con in corsia 2. Partite anche in questa terza serie dei 300 piani ragazze. Va a vincere Elena Pedrin del GS Valsugana Trentino con Caterina D'Ascenzo, seconda posizione dell'Atletica Rotagliana. Quarta serie con corsia 1 Noemi. Partite anche in questa quarta serie di 300 metri piani ragazze. Ultimi 100 metri con Lisa Bottanelli dell'Atletica Team Loppio, avviata al traguardo ma prodigioso recupero di Noemi Pedrini, e attenderemo il photo finish per vedere la vincitrice. Noi passiamo alla quinta serie intanto con corsia 1 per Tatiana Gennara, corsia 2 partita anche questa ultima serie dei 300 piani ragazze. Vediamo in corsia 4 Denise Piazzola dell'US Quercia 2, ottimo recupero anche in corsia 3 di Arianna Peretti, ma è Denise Piazzola dell'US Quercia 2 che va a vincere questa quinta ed ultima serie dei 300 metri piani ragazzi.